italiano innanzitutto è un grosso paese che vive principalmente di economia agricola. Nei periodi invernali sono arrivati molti migranti per via della presenza e della stagionalità del lavoro in agricoltura. In questa piazza la mattina i lavoratori vengono qui come posto di ritrovo appunto per andare a lavorare. Ci sono i cosiddetti caporali, passano la mattina dalla piazza e decidono chi portare a lavorare. Noi abbiamo fatto una campagna per ottenere una legge contro il caporalato che serve in maniera decisa ad evitare che i caporali o chi per loro sfruttino i lavoratori sui territori dove questi insistono. Noi usiamo uno slogan del stesso sangue, stessi diritti. Non rubano il lavoro come molti pensano, ma si sono fino ad oggi sostituiti alla manodopera, perché questi lavori ormai erano diventati appannaggio quasi esclusivamente dei lavoratori immigrati, in quanto i lavoratori italiani anche di questa città, delle città vicine, della Calabria in generale, del sud Italia, preferivano fare altro. È purtroppo una questione che andrebbe affrontata insieme lavoratori migranti ed italiani. Molti italiani sono nelle stesse condizioni, prendono qualche ora in più, ma lavorano fianco a fianco con loro, lavorano insieme. Far capire a questi due mondi che uniti, avendo gli stessi diritti, non ci sarà più la possibilità di scegliere l'uno o l'altro perché uno costa 2 euro in meno. Je m'appelle Mokhtar, je suis à 19 ans, je suis sénégalais national. Come ci arrivi in Italia? À Lampedusa. Après que tu es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Isola du Capo Rizzuto. Après, je reste là-bas un an. Depuis que je finis de campo, il me porte a Crotone. Gli hanno dato il permesso di soggiorno. Poi dopo di questo fatto gli hanno redato il passaporto e lui voleva fare la carta d'identità. Però lì devi pagare e i soldi che gli hanno chiesto era tanto, allora non ha potuto fare. Ce que je vis maintenant à programme de Tizil, je suis content. Mais maintenant je suis à Sambo, je dors, je mange, je me lave. Ce que je manque c'est ça le travail. In Africa andavo a scuola d'obbligo. Allora in vacanza, nelle vacanze, andavo a lavorare nel giardino, cioè sistemare i parchi, i giardini, tagliarli. Il y a des problèmes là-bas, des problèmes de guerre. Ninga bara soroya aka fisade parce que italien nous depuis nana ya ka nemna ka mbla kambola ka fende di mai ka kaiti. Ha detto che lui è venuto qui per proprio l'unico motivo è lavorare per poter crearsi anche il futuro, però vuole un buon lavoro con un contratto con tutte le dignità possibili. Prima loro stavano fuori alla stazione, allora per loro l'obiettivo è lavorare con dignità e non chiedere niente sopra limosina, ecco. Giving up has always been our